Credevo che i pivesi avessero rapito Monsignor Capuro, perché non me lo vedevo vicino. Allora, questo è il momento per me dove faccio più fatica, perché se io guardo tutto quello che è accaduto, vedi che c'è una mano dall'alto. Una mano dall'alto che nonostante tutto ci ha guidato. È per questo che diventa più difficile, perché poi questa mano si è concretizzata con dei voti. Innanzitutto di Monsignor Capuro, i suoi anni di servizio in questa comunità, di Tommaso, sempre fedele ai nostri momenti, delle confraternite, un anno che si concretizza nei volti, la banda, dello scoperto.